Per dare un attimino di risposta, Signore nostro Dio, vogliamo ringraziarti innanzitutto per il sacrificio che abbiamo ricordato in questo momento, Signore, perché in esso c'è la nostra salvezza, c'è la speranza, c'è la certezza dell'eternità, Signore. E questi simboli ci ricordano costantemente che abbiamo questa vittoria in te, Signore, la vittoria conquistata sul legno della croce, non il frutto di una guerra che abbiamo combattuto noi, ma di una battaglia che hai vinto tu sulla croce, Signore. Grazie per questo sacrificio che ci apre le porte dell'eternità, Signore, grazie perché ci lasci la tua parola, che ci ricorda continuamente questo progetto di salvezza che tu hai realizzato, questa partecipazione alla quale siamo chiamati nel regno dei cieli, Signore. Aiutaci a non essere disorientati da tutto ciò che ci sta intorno, dalle difficoltà, dalle malattie, dai problemi, Signore, ma guardare sempre fisso all'obiettivo che tu hai già raggiunto o conquistato, che stai preparando per noi, Signore. Grazie per questo. Benedici questa parola di questa mattina, che sia un incoraggiamento ulteriore a questo cammino che vogliamo continuare a portare avanti, Signore, con determinazione, seguendo le tue parole, Signore. Sia questa parola un'esortazione per tutti, per me per primo, Signore, che tutti possiamo essere sollecitati a ascoltare questo e a realizzarlo nella nostra vita. Lo preghiamo nel nome potente di Gesù. Amen. Ci eravamo lasciati con Gesù che parlava di Giovanni. Quando i leader di Giovanni se ne erano andati, Gesù comincia a parlare di Giovanni, parla di Giovanni come il più grande tra i nati di donna, tra i profeti più grandi tra i nati di donna, perché Giovanni è colui che ha avuto il privilegio di annunciare l'avvento del Messia tanto atteso, non usando più il futuro ma usando il presente. Giovanni dice oggi c'è il Messia, non verrà il Messia, oggi c'è il Messia, ecco la sua grandezza. Questo lo dice Gesù. E Gesù approfitta parlando della grandezza di Giovanni per parlare anche del messaggio di Giovanni, un messaggio di ravvedimento, l'abbiamo visto la volta scorsa. Giovanni era un uomo abbastanza diretto nel suo parlare, alle volte, spesse volte molto rude anche nei suoi modi, ma allo stesso tempo efficace nel suo modo di comunicare. E la sua predicazione è una predicazione del ravvedimento. Il ravvedimento è qualche cosa che impone nella vita di una persona a un certo punto di fermarsi, di guardarsi allo specchio e di riflettere sulla sua posizione. Il ravvedimento che Giovanni predicava è un ravvedimento totale, assoluto, cambiare completamente di direzione. Il ravvedimento è innanzitutto la comprensione della giustizia di Dio. Quando siamo chiamati al ravvedimento, la parola ci sollecita a fermarci, a guardare noi stessi e riconoscere che alla fine siamo noi che abbiamo torto e Dio che ha ragione. Non ci sono altre soluzioni intermedie, non esiste che abbiamo ragione noi e un po' Dio. Il ravvedimento, secondo la parola di Dio, significa la consapevolezza piena che il nostro modo di agire, qualsiasi esso sia, quando agisce prescindendo da Dio, è un comportamento sbagliato. Se non c'è Dio al centro della nostra vita, tutto quello che noi possiamo fare è un atto completamente errato. La comprensione quindi della giustizia di Dio è il primo passo necessario per il ravvedimento. Comprendere quindi che è Dio che ha ragione e sono gli uomini che hanno torto. Il ravvedimento anche è un bivio, un'indicazione, un incrocio nella nostra vita in cui arriviamo a un certo punto a trovare due direzioni diverse. Non c'è una terza strada, si può andare o a destra o a sinistra. E il ravvedimento ci porta proprio su questo incrocio, ci mostra le strade, ci mostrano le direzioni e a questo punto c'è bisogno di scegliere.
Il ravvedimento è questo, arrivare fino al punto di fare una scelta, arrivare fino al punto di dire qui sono arrivato e adesso sono io che devo decidere da che parte voglio stare. Il ravvedimento quindi è il passo necessario ma non sufficiente per la salvezza, perché il ravvedimento ci porta al bivio, ma poi la salvezza si sceglie percorrendo una strada. Il Signore Gesù quindi parla in maniera importante dell'opera di Giovanni, della predicazione di Giovanni, ma rende consapevoli le persone che stanno davanti che questo non è un passo definitivo, ci vuole qualcos'altro. Tuttavia il ravvedimento è l'atto necessario. Il ravvedimento quindi non pensavo di aver detto cose così. Dicevamo, il ravvedimento quindi è il passo necessario, è un passo a cui tutti gli uomini sono chiamati, anche quando non se ne rendono conto, e quando non se ne sono resi conto è molto tardi. Quindi il ruolo di Giovanni era quello di mettere in condizioni le persone di arrivare davanti a questo incrocio, e la predicazione di Giovanni produce dei risultati, dice Gesù, no? Parlando appunto alle persone che lo ascoltavano, alla folla che lo ascoltavano, dice tutto il popolo, sono a Luca 7, versetto 29, e tutto il popolo che lo aveva udito, i cani, riconobbero la giustizia di Dio e si fecero battezzare del battesimo di Giovanni. Ma i farisei e i dottori della legge respinsero il disegno di Dio per loro e non si fecero battezzare. La predicazione del ravvedimento, come dicevo, porta a un bivio e qualcuno deve decidere da che parte stare. Il Signore sottolinea che sono stati i pubblicani, il popolo che avevo detto, i pubblicani riconobbero la giustizia di Dio e si fecero battezzare. Ma invece i farisei, i dottori della legge, ci tiene a sottolineare questo aspetto, Signore, i dottori della legge erano persone che conoscevano bene la scrittura, perfettamente, molto meglio di quello che facciamo noi, perché venivano addestrati fin da bambini a imparare a memoria la scrittura, la conoscevano senza aver bisogno di aprire il libro. Però il problema è che conoscevano a memoria ma non avevano capito. I farisei e i dottori della legge respinsero il disegno di Dio, dice Gesù, e non si fecero battezzare. C'è qualcuno che non è interessato al ravvedimento, ed è strano che pubblicani, peccatori, siano stati molto più disponibili che gli esperti della Bibbia rispetto alla chiamata al ravvedimento. I farisei, i dottori della legge sono coloro che non accettano il richiamo di Giovanni, nonostante loro conoscano benissimo la parola di Dio, sono quelli che ritengono di non avere bisogno del ravvedimento. Il messaggio del ravvedimento abbiamo detto che è un messaggio scomodo, perché ti mette le condizioni di guardarti nello specchio e quando ci si guarda davanti allo specchio bisogna per forza fare i conti con quello che vediamo. Quello che vediamo non è sempre il meglio che possiamo vedere, e se siamo obiettivi davanti allo specchio possiamo riconoscere tutto quello che siamo o quello che ci manca anche. Metterci davanti allo specchio quindi è una situazione scomoda, no? E confrontarsi con uno specchio vuol dire anche mettersi a nudo e capire anche quali sono i nostri difetti. Sappiamo lo specchio è utilissimo perché ci guardiamo e ci sistemiamo i capelli, abbiamo lavata la faccia quando è sporca, quindi cerchiamo di mettere il rimedio in base a quello che vediamo. Ma se ci guardiamo davanti allo specchio e pur vedendo qualche cosa non riconosciamo i nostri difetti,
quello specchio, così come Giacomo ci insegna, non ci porta a cambiare qualcosa nella nostra vita. Ci giriamo, ce ne dimentichiamo e torniamo a fare quello che abbiamo fatto prima. Il messaggio di ravvedimento quindi è un messaggio scomodo oppure incomprensibile, perché quello che vediamo ci sembra che sia la cosa giusta. Così come oggi mi vedo allo specchio, penso che sia l'aspetto migliore che io possa avere. Succede lo stesso per questi uomini, dottori della legge, conoscitori della parola di Dio, che di fronte a questo specchio si guardano e si vedono a posto, non c'è bisogno di fare nulla. Di fronte a queste persone, dice il Signore, qualsiasi messaggio, sia esso quello di Giovanni che quello di Gesù, è inefficace. Giovanni, con il suo stile austero, con il suo modo di fare molto diretto, non viene apprezzato, e non viene apprezzato nemmeno Gesù, che invece era un uomo di gioia, un uomo di partecipazione, un uomo di pace, un uomo di allegria anche. Conclude dicendo che è venuto il figlio dell'uomo, versetto 34, che mangia e beve, voi dite, ecco, un mangione, un bevone, l'amico dei pubblicani e dei peccatori. Questo era quello che pensavano i farisei di Gesù, che uno che mangia e beve sta con i peccatori. E arrivati a questo punto volevo leggere insieme a voi il passaggio di oggi, che si trova sempre al capitolo 7 del Vangelo di Luca, dal versetto 36 al versetto 50. Ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato nella casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. Stando ai suoi piedi, di dietro, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e a asciugarli con i capelli del suo capo. E li baciava e li ungeva con l'olio profumato. Al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse tra di sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi è e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ho qualche cosa da dire. Ed egli disse: Maestro, di pure. Gesù gli disse: un creditore aveva 2 debitori, l'uno gli doveva 500 denari, l'altro 50, e non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Secondo te, chi lo amerà di più? Simone rispondendo disse: suppongo sia colui al quale è stato condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi volgendosi verso la donna disse: Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece ha bagnato i piedi con le lacrime, li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire tra loro: chi è costui che perdona i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Ci eravamo lasciati con i farisei che davano il mangione a Gesù, e troviamo Gesù invitato a pranzo a casa del fariseo. Vedete come le persone hanno le idee spesse volte piuttosto confuse e soprattutto variabili. Il Signore Gesù viene invitato a casa di un fariseo di nome Simone, e quindi Gesù, nonostante sapesse qual era l'atteggiamento di quello che lo ospitava, accetta.
Infatti dice Luca: è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, voi dite ecco un mangione, un bevone, amico dei pubblicani e dei peccatori. E Gesù mostra la sua disponibilità anche nei confronti di chi la pensa in questo modo, accettando l'invito. E questo ci fa pensare appunto che Gesù è venuto per ogni uomo, anche per coloro che lo hanno avversato, per coloro che continuano a rifiutarlo, coloro che continuano a guardare a Lui disprezzando la sua persona e la sua opera, così come succedeva per questo fariseo. Gesù mostra quindi la sua disponibilità verso chiunque lo cerca, indipendentemente dal suo nome. Gesù quindi, dice la parola, entra in questa casa e si mette a tavola. C'è un'immagine che vorrei farvi vedere. Marco, sai già qual è? Che ci aiuta a comprendere un po' la situazione, perché se leggete bene i passaggi, se non capiamo com'è la situazione, ci perdiamo qualche cosa. Se riesci a ingrandirla, sotto qui dovrebbe esserci questa è una scena, riusciremo a vedere, una scena romana, cerco di descriverla, poi vedremo se riusciamo anche a avere l'immagine. La sala da pranzo, la tavolata, non era come quella che abbiamo in mente noi oggi. Non c'erano tavole e sedie, non c'era tutto questo, ma c'era qualche cosa di questo tipo. Questa è una scena romana, ma non siamo molto distanti. Per cui cosa succedeva? Ci si metteva probabilmente per terra, o forse qui siamo già in una fase evoluta, siamo in una casa di un ricco, quindi c'erano dei divanetti in cui ci si metteva distesi a ferro di cavallo, e al centro c'era la tavola con le cose da prendere. E probabilmente Gesù si ritrova in una sala da pranzo arredata in questo modo, forse non c'erano i divani, ma c'era sicuramente qualche cosa per terra su cui gli ospiti si stendono. E questo ci permette di capire un sacco di cose, dell'usanza dell'accoglienza degli ospiti per il pranzo alle case dell'epoca. Quindi il Signore Gesù entra in questa casa e si mette probabilmente in una situazione del genere, si allunga su una stuoia, su qualche cosa di simile, e si mette intorno alla tavola per mangiare. A questo punto, quando lui si è accomodato, dice la parola, dice: ecco, una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. Una donna della città, una peccatrice. Spesse volte la definizione di peccatrice dal punto di vista pubblico, in questo senso, è collegato a una donna di dubbia moralità, probabilmente una prostituta, come tante ne ha incontrate Gesù nella sua predicazione, nel suo ministero. Una donna quindi che comprende, sa che nella casa di un fariseo, e quindi immaginate già la difficoltà di una donna che viene additata come una prostituta a entrare nella casa del fariseo, che era per definizione un uomo che si estraneava da tutto quello che poteva essere contaminazione, inclusa la presenza dei peccatori. Quindi c'è un grosso coraggio che questa donna mette, tanta è la voglia di incontrare Gesù, e questa donna entra con un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E dice Luca, stando ai suoi piedi di dietro, e quindi capiamo perché, quindi si è trovata in questa posizione, stando di dietro, comincia a piangere. E le lacrime bagnano i piedi di Gesù, e i piedi di Gesù vengono lavati dalle lacrime di questa donna e asciugati dai suoi capelli, dice la parola. E poi questa donna continua a baciare i piedi di Gesù e a ungerli con un olio profumato.
Una peccatrice che si fa coraggio, entra Gesù in questa casa, questo è il suo interesse, non è tanto la vergogna o il pericolo di esporsi. Una peccatrice che offre tre cose: offre delle lacrime. Non sappiamo se queste lacrime sono lacrime di pentimento, di amarezza o di gioia. Quello che conta è che sono lacrime, e le lacrime rappresentano un modo per svestirsi moralmente davanti a qualcuno. Quando una persona ha il coraggio di piangere davanti a un'altra, ha anche il coraggio di manifestare dei sentimenti che sono molto profondi, molto intimi, che normalmente non si condividono o che sono comunque difficili da condividere con le sole parole. Quindi le lacrime mostrano veramente una parte nascosta, intima di noi stessi, che nel momento in cui vogliamo comunicare questo nostro stato d'animo mostrano concretamente questa forza, questo sentimento che noi proviamo. Le lacrime di questa donna sono una manifestazione di quello che lei è. Probabilmente il suo piangere è un misto fra il ravvedimento di cui abbiamo parlato prima e la gioia di conoscere Gesù, è la soluzione, è la freccia che indica la direzione giusta verso l'incrocio, all'incrocio di cui abbiamo parlato prima. Una donna quindi che con le sue lacrime, con tutto se stessa, con tutto il suo, la sua parte più nascosta, più intima, si mostra davanti a Gesù e con queste lacrime lava i piedi di Gesù e li asciuga anche con i propri capelli. Una straordinaria illustrazione che ci mostra come questa donna, che ha compreso la necessità di un ravvedimento ma anche di una salvezza attraverso l'opera di Gesù, mostra una disponibilità appunto a mettersi al servizio. Lavare i piedi era il compito dei servi. I signori di casa, parlo di quelli che avevano la servitù ovviamente, chi non aveva i servi, quando ospitava qualcuno si adattava appunto per onorare l'ospite a lavare i piedi o quantomeno mettere a disposizione l'acqua. Mi ricordo che l'acqua era un bene preziosissimo, non è come oggi che abbiamo la comodità di aprire l'acqua. Prendere l'acqua voleva dire andare al pozzo, attingere l'acqua con fatica e se il pozzo poi era lontano questa fatica aumentava, quindi l'acqua di per sé era già un bene prezioso. Qui la peccatrice usa le sue lacrime, non l'acqua. Però questo atteggiamento ci fa comprendere come lei voleva effettivamente servire e onorare Gesù. La peccatrice mette anche a disposizione i propri baci, e così come le lacrime esprimono un sentimento, anche i baci ne esprimono un altro. Non baciamo normalmente delle persone estranee, ma il nostro bacio è un segno, un'attestazione concreta di amore, di amicizia che abbiamo verso una persona. Quindi questo appoggiare le labbra su una guancia di una persona significa manifestare la gioia, l'apprezzamento, l'amicizia, l'affetto che abbiamo nei confronti di una persona. Sono quindi una manifestazione esteriore di un sentimento molto profondo, che è quello dell'affetto e dell'amore che noi abbiamo nei confronti dell'altra persona. Non a caso la scrittura ci insegna a salutarci con un santo bacio, dice Paolo, no? Un bacio che non lascia dubbi sulla sua interpretazione, ma che manifesta assolutamente l'affetto, il legame, l'amore che c'è fra i fratelli in Cristo. Baciare i piedi di Gesù dimostra amore per Gesù, ma dimostra anche inadeguatezza verso quello che Gesù è. Baciare i piedi significa mostrare il proprio amore, ma allo stesso tempo riconoscere la grandezza di chi ci sta davanti. E infine la donna, la peccatrice, mette a disposizione dell'olio profumato. Un olio costoso, in un'altra situazione molto simile, che però non è la stessa, Giuda stesso si lamenta del fatto che viene rotto un vaso di olio profumato che costava circa 300 denari, e Giuda dice: si sarebbe potuto vendere
per darlo ai poveri, ma la scrittura stessa ci dice che invece Giuda, siccome era un ladro, voleva tenersi i soldi in tasca. Quindi l'olio profumato che questa donna, una prostituta, e quindi probabilmente come prostituta una donna che veramente viveva, forse per necessità anche di questo mestiere, l'olio che mette a disposizione è un gesto di grande onore. L'olio stesso di per sé è un gesto di grande onore. Nella tradizione del tempo si ungeva il capo delle persone e il Salmo 133, versetti 1 e 2, ci racconta quanto questo atto sia un atto anche piacevole. Scrive il salmista, Salmo 133, versetti 1 e 2, ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorino assieme nell'unità. Quindi il salmista sta esaltando la piacevolezza della comunione fraterna e dice che questa comunione è come l'olio prezioso sparso sul capo che scende sulla barba di Aronne e che scende fino all'orlo delle sue vesti. In quei tempi quindi ungere una persona con l'olio era un atto di grande onore, è un atto gradito e apprezzato, cosa che forse nei nostri giorni non sarebbe lo stesso, ma immaginiamo che questo ungere, oltre all'onore che può dare, sia anche un sollievo per la pelle. Noi oggi siamo abituati ai prodotti cosmetici e quando ci si secca le mani mettiamo la crema. In quei tempi non c'era tutto questo e quindi l'olio diventava anche una specie di materia che poteva dare sollievo anche alla pelle e dare quindi un benessere all'ospite. Ungere il capo d'olio all'ospite era un gesto di grande onore, è un gesto che l'ospite apprezzava grandemente perché era riconosciuto come un gesto piacevole e gradito. Questa donna quindi entra con le sue lacrime ai piedi di Gesù, da dietro, l'abbiamo visto prima, senza guardare in faccia a Gesù, forse non ne ha il coraggio, lava i piedi di Gesù con le sue lacrime, asciuga i piedi con i suoi capelli, bacia questi piedi e li unge di un olio profumato di grande valore. Al vedere questo, Luca 7,39, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Simone riflette fra sé e sé e fa questo tipo di ragionamento: se Gesù fosse un profeta saprebbe subito che questa donna è una donna di malaffare. Simone quindi riflette fra di sé ed esprime tutti i suoi dubbi intorno a Gesù, dubbi che c'erano ancora prima che tutto questo succedesse, perché dobbiamo guardare con attenzione il modo in cui Gesù viene accolto in questa casa. Gesù lo fa presente, certo. Viene accolto in una maniera molto austera, non gli viene dato un onore particolare. È una cosa molto diversa da quello che era successo quando Levi ospitò Gesù a casa sua. Levi, l'abbiamo visto al capitolo 5 di Luca, al versetto 29, leggo per voi senza che vi scomodate. Poi Levi gli preparò un gran banchetto in casa sua e una grande folla di pubblicani e di altri erano a tavola con loro. C'è una grande festa, sembrava quasi una festa di un matrimonio. Il pranzo a casa dei farisei ha molto meno clamore, c'è un'atmosfera molto più raccolta, molto più sobria. C'è anche una certa indifferenza quasi nei confronti di Gesù, che non viene trattato come un vero ospite. Sì, viene invitato alla tavola, ma non gli viene dato l'onore di essere ospite e protagonista di questo pranzo. E allora mi sono chiesto perché Simone ha invitato Gesù. Se alla fine dice questo non può essere un profeta, sì è vero un maestro, perché è uno insomma che se ne intende, si vede che è preparato, quindi è un maestro,
ma non è un profeta. Allora perché lo ha chiamato a casa sua? Una persona di cui non abbiamo una grande stima, perché comunque non abbiamo ancora compreso chi sia veramente, è proprio questo l'atteggiamento che il fariseo assume nei confronti di Gesù. Come mai quindi Gesù è ospite? Ed era interessante vedere come un predicatore ha spiegato questa cosa con un esempio molto bello dal mio punto di vista. Ha detto che il fariseo ha ospitato Gesù a casa sua, così come noi genitori ospitiamo il fidanzato di nostra figlia. La prima volta che entra in casa il fidanzato di nostra figlia, alcuni di voi già ci sono passati, io ho ancora un po' di tempo ma non tanto, lo si invita a cena, perché giustamente non possiamo dire di non invitare a cena, se non altro per vedere che faccia ha e per vedere che cosa vuol fare da grande, che cosa sta facendo in questo momento, quali sono i progetti, se è andato a scuola, se ha un lavoro e tutte queste cose. Quindi lo ospitiamo a casa nostra e gli facciamo l'interrogatorio. Sono stati filmati un sacco di film riguardo a questo tipo di situazioni. E quindi stiamo lì ad ascoltare questo cosa da dire e poi arriva il nostro turno. E gli facciamo l'elenco di tutte le cose che noi genitori pensiamo di chi deve sposare nostra figlia. E gli facciamo presente tutte le cose che funzionano e che non funzionano. Il fariseo si comporta con Gesù allo stesso modo. C'è una curiosità di capire chi sia quest'uomo. Quest'uomo che fa cose grandi, perché tutti sapevano dei miracoli, i miracoli avevano fatto talmente tanto rumore che erano arrivati fino alle persone di Gerusalemme. E quindi i miracoli di Gesù erano conosciuti. Quello che Gesù diceva si cominciava a capire, perché era la continuazione della predicazione di Giovanni e adesso Gesù sta cominciando a mettere le cose estremamente in chiaro. E quindi c'è la curiosità di ospitare questa persona per capire chi fosse questa persona. Ma lo fa con il distacco con cui si accoglie il fidanzato di nostra figlia, che siamo diffidenti, dobbiamo capire di chi si tratta e soprattutto dobbiamo fargli capire chi sono i genitori. Il fariseo quindi ospita Gesù, ma è più interessato alla sua opinione di Gesù piuttosto che all'opinione di Gesù di lui. Il fariseo è molto più interessato a farsi un'idea di Gesù, a formarsi un punto di vista rispetto a Gesù, piuttosto che a capire quale sia il punto di vista di Gesù nei suoi confronti. Gesù, che non è profeta ma è molto di più, risponde a un'obiezione che non ha ascoltato, almeno non ha ascoltato nel modo classico con cui noi siamo abituati. Gesù legge il pensiero di Simone e quindi gli lancia una provocazione mandando davanti a lui l'immagine di due persone che hanno contratto un grosso debito rispetto a un'altra persona. Versetto 40, Gesù rispondendo a lui gli disse: Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli disse: Maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori, l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, egli gli condonò il debito a entrambi. Secondo te, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo: suppongo sia colui al quale egli ha perdonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi volgendosi verso la donna disse: Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli nel suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei quando sono entrato non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico,
che i suoi molti peccati sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Quindi Gesù pone questo quesito: un creditore, due debitori, 500 denari, 50 denari. Non c'è il modo di ottenere indietro i soldi e questo creditore condona questo debito. Chi è che amerà di più? E Simone giustamente risponde nella maniera logica, quindi chi ha ricevuto più, chi è stato condonato più, amerà molto di più. Gesù quindi porta a galla un principio fondamentale che si può riassumere con il versetto 21 del capitolo 6 di Matteo, che leggo per voi: poiché dov'è il tuo tesoro, anche lì sarà il vostro cuore. Gesù in altre parole sta dicendo che le cose importanti, il tesoro è qualcosa di grande valore, è qualcosa a cui noi teniamo tutti quanti. Là dove c'è il tesoro c'è anche il mio cuore, il mio interesse, il mio affetto, il mio agire è in funzione della conservazione di questo tesoro. Quindi risponde appunto per bene Simone dicendo che quello a cui è stato condonato di più, più amerà. E il Signore Gesù giudica in maniera retta questo giudizio. Un ragionamento assolutamente umano, ma un ragionamento che anche dal punto di vista spirituale funziona in una maniera formidabile, nonostante ci sia apparentemente una divergenza. Umanamente noi amiamo le persone che ci piacciono, che ci danno qualche cosa. Noi amiamo le persone che ci offrono qualche cosa, l'affetto, la convenienza, la simpatia, l'amicizia. E questo è un concetto umano. Allo stesso modo però Gesù dice che questo fariseo ha giudicato bene. E questo sembra un po' il contrario di quello che Gesù predica, perché Gesù ci dice di amare il nostro amico, ma di amare anche il nostro nemico. E quindi sembrerebbe un discorso che fa un po' a botte uno con l'altro. Ma se pensiamo che quando Gesù ci dice di amare i nostri nemici oltre che i nostri amici, se pensiamo a questo, pensiamo che Gesù sta insegnando il suo amore nei confronti dell'uomo. E se è vero, come Gesù sostiene, che chi più ha ricevuto in cambio più ama, chi più è prezioso più sarà amato, ci sta dicendo in altre parole che Dio ha tanto amato il mondo, indipendentemente da chi sia questo mondo, da chi siano queste persone, perché questo mondo, questi uomini e queste donne sono preziosi, sono un tesoro. Dio ci ama perché siamo preziosi, indipendentemente da quello che siamo, ma siccome siamo sua creatura, Dio ci ama. E quindi ricevere l'amore di una persona significa ricevere la conferma del valore che noi abbiamo nei confronti di queste persone. Ricevere l'amore di Dio significa comprendere di essere preziosi davanti a Dio. Il Signore Gesù quindi pone enfasi su questo ragionamento e dimostra anche a Simone di come non sia stato in grado di accoglierlo adeguatamente. Un ospite di valore, un ospite che si apprezza, si riceve, gli si dà l'acqua oppure si fanno lavare i piedi. Perché? Perché bisognava stendersi su un tavolo e quindi la sporcizia che si raccoglieva camminando con i sandali nelle strade del tempo andava lasciata fuori per poter accedere al cibo in condizioni igieniche adeguate. Questa era una norma, insomma, così come quello di lavare le mani, ma anche salutare una persona con un bacio voleva dire
trasmettere appunto questo affetto, la gioia di ricevere qualcuno in casa nostra e l'olio, l'onore che dobbiamo dare a un ospite di riguardo. Gesù dice: tu non sei stato in grado di fare questo, ma questa donna che è una peccatrice, capelli per asciugare i piedi, mi ha baciato i piedi, non mi ha dato un bacio sulla guancia, ma ha baciato i miei piedi, e l'olio che ha usato è un olio profumato con cui ha unto i miei piedi. Due valori assolutamente diversi. I due valori diversi producono anche risultati assolutamente diversi. Infatti il Signore dice: i tuoi peccati ti sono perdonati, scandalizzando le persone presenti. E questo ci fa capire come le persone presenti a questa tavola fossero lì per la gran curiosità di vedere Gesù come un oggetto da esposizione, qualche cosa da osservare e da giudicare. Chi è costui che perdona i peccati? Dicono questi uomini, probabilmente tutti uomini religiosi, uomini preparati nella conoscenza della parola di Dio. Chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù dice alla donna: la tua fede ti ha salvato. E dice anche: va in pace. La tua fede ti ha salvato. È la fede quindi che salva. E l'amore che questa donna prova è la conseguenza della salvezza. Quando ha compreso che Dio ci ha salvati, che Dio l'ha salvata, il suo amore è l'atteggiamento, la manifestazione della gioia che questa salvezza prova. I tuoi peccati ti sono perdonati, perché dice: lei ha amato molto, aggiunge Gesù. Quanto più amiamo e ci fidiamo di Dio, quanto più troviamo conferme della nostra salvezza e della nostra appartenenza a Dio. Quanto più siamo attaccati, quanto più siamo stretti a questo tesoro che è il Signore Gesù, e quanto più mettiamo fiducia nella sua parola, in Lui, quanto più siamo sicuri, confermati della salvezza. Gesù pronuncia in maniera esplicita delle parole di salvezza, delle parole di perdono, lo dice ad alta voce davanti agli altri, che dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. E questo sgombra il campo da qualsiasi dubbio. La donna sarebbe potuta uscire avendo il dubbio che Gesù l'avesse perdonato, ma Gesù vuole farci capire che quando noi ci fidiamo di Lui e quando noi lo vogliamo seguire, lo vogliamo amare, lo vogliamo servire, Lui ci dà la certezza, la sicurezza della nostra posizione, che è una posizione di perdono, di salvezza, di appartenenza al popolo di Dio. Concludo questo ragionamento ponendo una domanda che pongo prima a me stesso, ma che voglio lasciare a tutti voi. E mi chiedo: quanto è grande il mio debito? È un debito così alto da non poter essere pagato? La Bibbia dice di sì. Ma anche quando non fosse un debito che si poteva pagare, non a caso il Signore Gesù utilizza due ordini di grandezza diversi, ma parla sempre di debiti. Non sta parlando di persone che non avevano soldi da dare indietro a questo creditore, sta parlando di debitori. Uno che aveva 50 denari, altri ne avevano 500. Quindi la prima cosa da capire è che ho un debito che non posso pagare. Ma quando ho capito anche questo, devo capire anche quanto è grande il mio debito. Perché quanto più ho la
sensazione, la dimensione della grandezza del debito che è stato pagato per me, quanto più ho la voglia di essere vicino a Dio. Questa donna versa lacrime, baci, olio prezioso ai piedi di Gesù, perché ha compreso che Gesù stava pagando un grande debito. Il fariseo non usa neanche l'onore normale che viene accordato a qualsiasi ospite. Probabilmente lui non sa di essere debitore, o seppure sa di essere debitore, pensa che siano veramente qualche spicciolo, per cui un piccolo ascolto si può sempre richiedere, non siamo abituati a vivere di questo, degli sconti. Quanto è grande il mio debito? Perché quanto più sono consapevole della grandezza del debito, quanto più sarò disponibile a essere vicino a Gesù, a servirlo, a seguirlo, e in questo percorso lui ci accorda la sua fiducia e soprattutto rinsalda la consapevolezza che noi siamo suoi. Quanto è grande il mio debito. Amen.